Eccoci, benvenute e benvenuti al nostro Focus, l'appuntamento quotidiano dell'informazione. Oggi approfondiremo, anzi dedicheremo questo nostro appuntamento a tutte le persone che in questo periodo, un periodo di ferie che si avvicina per tanti e di relax, non lo è per tutti e soprattutto per chi lavora e continua a lavorare anche nel periodo estivo. Tante le realtà, tante le professioni impegnate in questi mesi. Ovviamente non siamo esenti neanche noi come giornalisti, come anche tecnici, diciamo tutta la struttura, come sapete, è sempre aperta per informarvi, ma non è soltanto la nostra categoria, ma ci sono tante categorie, non ultima appunto i sanitari, i medici, gli infermieri e tante altre professioni. E oggi vogliamo proprio parlare con qualcuno di questi rappresentanti proprio per capire e per approfondire, anche per scoprire forse aspetti meno noti che passano magari così inosservati in questo periodo. Intanto do il benvenuto a Giusy Belfiore, grazie per essere con noi, perché lei è la presidente delle guide turistiche di Catania, ma che in questo momento, in questo periodo, l'abbiamo strappata insomma a tante presenze a Catania. Parleremo anche di questo, parleremo anche di come questo turismo sta cambiando e sta anche offrendo nuove opportunità di lavoro a tanti. E poi dovrebbe esserci collegata con noi Maria Letizia Altavilla, io ancora non la vedo, però so che c'è, che è appunto il governatore della Misericordia di Librino. Forse stiamo cercando insomma, facciamo prove tecniche e poi spero di vederla e di poter dialogare anche con lei, ma non solo con lei. Intanto partirei da lei, Giusy Belfiore. Questi turisti, questo flusso di turisti, come non mai, io dico, in questi ultimi anni sono sempre stati, diciamo, un aumento, no? Cosa raccontano? Noi spesso anche nei nostri telegiornali abbiamo documentato che molti sono ovviamente, restano così affascinati, no, dalle bellezze artistiche, ma meno da quella che è la condizione spesso a volte poca pulizia, magari anche sistemi di trasporto non certo efficienti al massimo. Partiamo dai lati positivi e poi affrontiamo quelli negativi. Intanto appunto questi turisti cosa raccontano? Questi turisti raccontano intanto di un'appetibilità della destinazione, noi diciamo, in termini un po' tecnici, cioè del fatto che comunque la Sicilia è un attrattore di turismo e che un po' compensa questa sorta di idea che per anni abbiamo avuto di, come dire, fanalino di coda. Cioè abbiamo sempre avuto una relazione col turismo abbastanza interessante e affascinante, peccato che per anni non è stato mai considerato come un bacino con un grande ritorno economico e occupazionale. Adesso invece devo dire che grazie all'evoluzione del turismo, paradossalmente anche a una situazione post-Covid, siamo entrati fra le destinazioni più gettonate, da più punti di vista, perché un po' perché molti europei conoscono tutta l'Italia, conoscevano tutta l'Italia, un po' meno la Sicilia, un po' perché il logo Sicilia, fuori dalla comunità europea, soprattutto nei paesi del Nord America, ha un'attrazione particolare che qualche volta è un'attrazione negativa. Però da quello siamo riusciti, tornando indietro, quindi c'è stato un lavoro, diciamo, sì, ecco, a creare un appeal che per cui quando vengono in Sicilia rimangono sbalorditi dalla eterogeneità dell'offerta. Certo, e anche questo grazie anche al lavoro un po' delle forze dell'ordine, dobbiamo dirlo, perché hanno garantito e stanno garantendo anche un po' più sicurezza, perché il tema della sicurezza nelle grandi città come Catania, ma penso in tante altre città, parliamo solo della Sicilia, anche Palermo, Messina o Siracusa forse un po' meno perché è una realtà un po' più piccola, è anche quello, no? C'è qualcosa che può fare la differenza. Fa la differenza anche perché io l'altro giorno dicevamo questo, succedono anche a Firenze, a Roma, a Milano, però a noi non lo perdonano, perché partiamo da una posizione di svantaggio, da un pregiudizio che è quello che è diventato l'attrattore, cioè la questione della mafia che per anni è stata veicolata con Il Padrino. Se poi si viene affiancata ad episodi di criminalità, torna in auge come se fosse l'elemento che ci contraddistingue, quindi noi abbiamo una tara. Okay, per cui il controllo del territorio, la presenza della polizia comunque è essenziale per dare idea di una realtà che è molto più tranquilla e accessibile di quello che invece come dire, nell'immaginario collettivo il negativo spesso è la grande paura del visitatore.
Assolutamente. E, dal punto di vista invece, facciamo una sorta di identikit, no? Come è cambiato? Qual è il turista tipo che sceglie Catania o comunque la Sicilia? Perché poi sappiamo che insomma Catania è una tappa magari di un mini tour, comunque di un'attrattiva. Stamattina io vengo da Taormina, dove c'era moltissima gente perché c'erano le navi, insomma c'è un movimento che è quello dell'escursionismo giornaliero, e ci siamo resi conto che gli autobus da Catania per Taormina stamattina presto e stasera tardi da Taormina per Catania sono strapieni, per cui vengono a dormire a Catania perché l'offerta extraalberghiera è molto ricca, rimangono a Catania per cenare, per le piccole attività, per i supermercati, ma è un turismo che non è più quello alto spendente di una volta. Il turismo è cambiato totalmente, è un turismo fatto di piccole cose, di piccoli souvenir. L'utenza non è spesso viene da paesi che si sono aperti al turismo. Quest'anno abbiamo registrato un aumento esponenziale dei turisti polacchi. Uno anche perché c'è un volo, perché ci sono dei voli diretti, esatto, quindi anche quello facilita, che fa la facilità, no? È anche vero che il turista polacco ha una capacità di spesa un po' più ridotta rispetto al turista tedesco o al turista spagnolo, per cui chiaramente cambiano le dinamiche, cambia anche il rapporto economico con la città, che non significa che sia di minore importanza, al contrario, che significa che comunque i servizi vanno offerti alla stessa maniera, devono essere qualificati, perché un servizio qualificato è un bigliettino da visita per far ritornare certo. numerosi. Senta, ma invece c'è sempre un turismo di nicchia che citava Taormina, insomma, che è una meta ovviamente in tutto il mondo, sicuramente attrae, diciamo, un turismo quindi anche più invece che ha capacità economiche, insomma, più... Sì. È più nascosto. Qualche volta comincia a viaggiare un po' più fuori stagione. Anche quello è un aspetto interessante. Bypassa, molto spesso bypassa i periodi di alta stagione nostra, che sarebbero luglio e agosto, perché noi andiamo in vacanza a luglio e agosto, invece il turista straniero un po' più alto spendente preferisce settembre, va a giugno, qualche volta si trova a luglio, ma se lo si trova su uno yacht, lo si vede al largo di Panarea della costa di Taormina o a Siracusa, a Marzamemi, e non interagisce in realtà con la comunità, quindi... non in maniera visibile. Certo. E anche quello è un tipo di turismo che noi notiamo pochissimo, ma che in realtà è quello che fa clamore, no? Un po' come Dua Lipa che si sposa a Palermo, appunto, oppure la Ramazzotti a Militello. Certo, che è stato insomma l'evento dell'anno, che è stato quello anche più pubblicizzato, che poi però rappresenta una vetrina. No, importante, peraltro devo dire che Militello è una zona da esplorare, da scoprire, ma che merita, perché è molto bella, bella, fa parte del barocco. Infatti la città stessa merita, con tutte appunto queste chiese stupende che ci sono, insomma sono dei patrimoni da riscoprire, soprattutto da valorizzare. E a questo proposito le chiedo, lei proprio da esperta del settore, quanto il brand Sicilia, se lo possiamo definire così, viene valorizzato e soprattutto anche come dire, pubblicizzato nel modo giusto, perché ora sappiamo anche i social, insomma è veramente vasta la rete, diciamo, informativa che si può, e quanto invece di qualità, la qualità, diciamo, di questa appunto di questa pubblicità che si può fare, di questa presentazione, insomma, della Sicilia al mondo. Poi ci sono due sistemi in questo momento in realtà. C'è il canale istituzionale, quello che passa attraverso le immagini della televisione, di un documentario, di interviste, che è quello più bello, quello che ci propone le immagini più affascinanti, quello che ci fa desiderare di viaggiare. E poi c'è un altro canale, che è quello dei media, dove noi registriamo la presenza di pagine di social connections, una serie di piccoli sistemi di scambio di informazione, dove finisci per caso o anche per volontà, e lì vedi come il turista che è tornato dalla Sicilia propone o fa la sua descrizione dell'isola, e lì capisci quello che non funziona da un punto di vista di un utente terzo o quello che invece è il punto di forza. Quindi c'è questa consapevolezza della destinazione, cioè vengono perché sono attratti dalla Sicilia, quindi sono contentissimi. Poi ti chiedono: io atterro a Catania, o lo chiedono ai
agli altri viaggiatori. Gli americani lo chiedono agli americani, i tedeschi lo Sì, chiedono ai c'è tedeschi. una sorta di fai da te, no? Cioè di passaparola. Passaparola, perché si fidano più certo, di chi lo ha fatto piuttosto che della guida che ti consiglia. E lì scopri quello che in realtà non funziona dal loro punto di vista, che è una cosa abbastanza interessante, perché magari quello che tu dai per scontato in realtà non è scontato per nulla, è un modus vivendi completamente diverso, e adattarlo può essere un modo per accoglierli meglio e fare, come dire, sciogliere alcuni nodi, no? Magari quelli più semplici. Vorrei dare il benvenuto a Maria Letizia Altavilla, l'ho vista inquadrata, spero che ci sia, grazie per essere con noi, perché lei ci racconta un'altra esperienza che appunto vivete voi sempre durante l'anno, ma nello stesso tempo d'estate acquisisce una, diciamo, una nota particolare, governatore della Misericordia di Librino. La sento, la vedo ma non la sento. Buonasera, è con noi? Ci sente? No, non credo che ci senta, forse c'è qualche problema tecnico, dovremmo mettere a punto e sperare che insomma riusciamo a collegarci con i nostri ospiti. Intanto andando avanti con questo excursus interessante tra l'altro, ma forse ci siamo. Vi sento? Maria... benissimo. Buon pomeriggio, mi sentite? Sì, ora la sentiamo. Infatti dicevo, lei mi ascolta, cioè mi ha sentito e sa che dovrebbe levare il dito, perché sennò veramente oggi è difficilissimo metterci in contatto. Se riusciamo poi tecnicamente mi date un ok, io riesco a capire anche che cosa, come ci dobbiamo muovere. Lei diceva appunto le temperature anche qui. No, dicevo invece la guida turistica, e anche questo dall'altro punto di vista. Abbiamo parlato del turista, ora invece dal punto di vista professionale ci sono delle richieste particolari che vi fanno, oppure c'è un qualcosa che è cambiato nel tempo? Scusate, tutto in diretta, io è un mondo in continua evoluzione. Ecco. Una volta il viaggiatore medio era quello che desiderava ardentemente conoscere tutto del territorio, per cui aveva bisogno di una guida intellegibile, di una guida che sapesse ogni singolo dettaglio. Adesso invece il viaggiatore che pratica e che esplora ti guarda, ti ascolta, poi va su internet, spesso ti dice, quindi c'è questa ora anche l'intelligenza artificiale, anche l'intelligenza artificiale, e purtroppo sono concorrenti e la devi sconfessare molto spesso. Quindi accade anche questo. Accade anche questo, sì. Benissimo, quindi insomma vedevo inquadrato Valerio Bonanno, ce la facciamo oggi a creare questo? Ci sente? Buonasera. Non ci sente. Buonasera. Oh, buonasera. Evviva! Valerio Bonanno è lo psicologo dell'unità di strada del Camper Solidale a Catania, anche voi sempre presenti e anche d'estate. Ci racconta un po' la vostra esperienza proprio in questi mesi estivi, perché noi solitamente vi interpelliamo anche tramite insomma i nostri servizi giornalistici d'inverno, quando ci sono le emergenze, il freddo, soprattutto per chi è senza una fissa dimora. Invece d'estate cosa accade? Beh, in realtà la situazione se in estate, se in inverno c'è un'emergenza di freddo e quindi a livello climatico con le piogge possono esserci dei problemi dove poter collocare i senza fissa dimora, devo dire che fortunatamente l'amministrazione è stata molto brava a gestire gli hub in questi anni, anche in estate con l'emergenza climatica caldo. Si cerca di fronteggiare un problema che comunque è attuale. Il molto caldo, cerchiamo di raggiungere le persone più fragili, sia la nostra cooperativa, il Camper Solidale in particolare, cerca di essere un punto d'aggancio con le persone che hanno delle difficoltà, che vivono per strada e che devono stare sotto il sole tutto il giorno. Quindi offriamo un accompagnamento ai vari servizi della città di Catania, come possono essere dormitori o centri diurni, e forniamo anche dei beni di prima necessità come acqua, pesca, momenti di refrigerazione. Senta, lei è uno psicologo, quindi sarà anche, li ascolterà, parlerà con loro, insomma ci sono delle richieste o comunque dei vissuti che si
condividono. Sono delle scelte, a volte anche trovarsi per strada non è una scelta diciamo volontaria, ma anche di necessità. Sono tante le storie insomma, con le quali voi e lei in particolare viene insomma, a contatto. Certo, anche perché queste persone hanno bisogno di essere ascoltate, hanno bisogno di un punto di sfogo. Molto spesso vengono chiamati appunto gli invisibili, perché nessuno si sofferma sulle loro storie, sono molto complicate. Ci sono delle storie fragilità che possono derivare da situazioni economiche disagiate, ma anche da situazioni psicopatologiche, quali per esempio problemi psichiatrici o problemi di dipendenza elevati, che poi portano comunque sia anche oltre alla fragilità sociale, anche a quella economica. Certo, assolutamente. Quindi sì, anche in questo frangente non ci fermiamo, cerchiamo comunque sia di dare una mano a queste persone, di ascoltare e cercare di trovare insieme a loro delle... Non la sento più. Chiedevo, magari mi aiuta la regia, se Maria Letizia Altavilla era riuscita a ricollegarsi, potremmo anche, eccoci, ci ascolta, ci sente bene, benvenuta intanto. La vostra esperienza, come lei è governatore della Misericordia di Librino, dicevamo a Catania, voi proprio in estate attivate questa vostra iniziativa, comunque questo vostro servizio, perché voi siete dei volontari, vi vediamo a volte sfrecciare con l'ambulanza, quindi soccorrete e aiutate anche al trasporto di persone appunto che si trovano in difficoltà, ma invece d'estate attivate anche questo vostro servizio, ce lo racconta un po'? Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. Diciamo che i volontari di Misericordia non si fermano nemmeno in questo periodo estivo, quindi come diceva lei non solo ambulanza, quindi non soltanto supporto alle persone fragili, alle persone bisognose che hanno bisogno di un trasporto per fare una visita, per i disabili eccetera, ma facciamo diverse azioni anche sociali, e quindi per esempio il progetto Una voce amica per te, promossa dal Comune di Catania, che vede i nostri volontari delle Misericordie coinvolti al supporto degli anziani. In un momento in cui le alte temperature non permettono agli anziani di uscire, i volontari sono lì pronti per portare il farmaco, per portare la spesa, generi di prima necessità. Ma non ci fermiamo soltanto a questo. In un periodo in cui le scuole sono chiuse e le famiglie hanno difficoltà a lasciare i propri figli nel nucleo familiare di supporto, ci sono i volontari della Misericordia che attraverso i GREST, attraverso laboratori estivi eccetera, supportano le famiglie in questo periodo un po' più complicato, oltre a tutto il lavoro che si fa sulla prevenzione per l'antincendio. Ci sono i nostri volontari che sono a supporto delle istituzioni sia per la prevenzione, quindi per il monitoraggio, ma anche per lo spegnimento di piccoli incendi, con il supporto chiaramente dei vigili del fuoco. Quindi diciamo che i volontari delle Misericordie, che siamo circa 30 in provincia di Catania, ultima nascente anche a Militello, visto che abbiamo parlato della bellissima Militello, siamo a supporto delle famiglie ma anche delle istituzioni. Con supporto delle famiglie, in un quartiere che è una città nella città, quella di Librino, tantissimi abitanti, tantissime situazioni anche non sempre facili. Qual è la risposta che voi avete avuto e soprattutto quanto poi la vostra iniziativa, il vostro per esempio GREST accoglie e raccoglie tanti bambini, tanti ragazzi e li impegna soprattutto anche per non farli restare poi per strada o a casa? Nasce proprio dal bisogno il fatto di convertire appunto il classico servizio della Misericordia, quindi non più solo ambulanza, appunto servizio per le famiglie. Proprio lunedì abbiamo organizzato un evento con circa 100 bambini, era presente anche l'assessore alla protezione civile, diverse associazioni di protezione civile, per dare a questi bambini l'opportunità di conoscere e di avvicinarli a quelli che sono i temi
temi anche del sociale. È chiaramente difficile lavorare in un quartiere come quello di Librino, dove le necessità e i bisogni sono tantissimi. Noi veniamo incontro a dei bisogni con una rete di associazioni che ci sono nel territorio, parrocchie, la circoscrizione, eccetera, perché è chiaro che essere insieme dà forza a quello che sono gli innumerevoli bisogni, perché vi assicuro che ci sono famiglie che non hanno le stesse opportunità che hanno le famiglie che magari vivono in centro storico, Certo. o comunque nella città. E quindi voi lo garantite, comunque date opportunità. Cerchiamo. No, insomma. Cerchiamo di garantirlo durante il periodo estivo, con le attività estive, quindi laboratori estivi, GREST, facendo fare delle esperienze pratiche ai bambini, quindi facendogli conoscere la città. Porteremo i bambini per fare visitare le reliquie di Sant'Agata, per fare vedere il palazzo di città, quindi la sala consigliare, il boschetto della Playa, facendogli vivere la città e quindi anche decontestualizzarli rispetto a quello che è soltanto il quartiere di Librino, quindi certo. facendo conoscere anche il bello e dando delle opportunità che magari nel quotidiano Certo, non si potrebbero avere. Quindi... Ma continuiamo chiaramente anche dopo il periodo estivo con le attività di doposcuola, di supporto, laboratori, eccetera. Quindi Giusy Belfiore, insomma, avete dei concorrenti, diciamo molto tra virgolette, scherziamo ovviamente, però è bellissimo anche questa iniziativa perché è la scoperta della città, e lei lo sa. Anzi, invito la dottoressa Altavilla a contattarci, perché noi abbiamo tutto il piacere, non solo il dovere di dare una mano con la nostra attività, per cui noi siamo stati molto spesso pronti a condividere con la comunità più in difficoltà o in con attività particolari quelle che sono le necessità della città. Assolutamente. Quindi siamo ben contenti di poter essere di supporto. Ampliamo questa rete, no? Perché insomma l'unione fa la forza, quindi anche questo. E poi il bello è il punto di arrivo, il bello è quella cosa che ti fa dimenticare molto spesso il punto di partenza e che ti stupisce, soprattutto quando vieni da un contesto che non ha non ha con il bello un rapporto continuativo e intenso come altri possono avere. Assolutamente. Dicevamo all'inizio opportunità di lavoro. Quello della guida turistica è un'opportunità di lavoro anche per tanti giovani che per contrastare questo bruttissimo fenomeno dell'andare via, del lasciare abbandonare, mentre invece proprio questo settore, questo segmento può rappresentare, penso, per tanti giovani un'opportunità. Sì, quello dell'accoglienza, dell'ospitalità, del turismo è un settore che riesce a trattenere o a riportare a casa molti dei ragazzi che giustamente fanno esperienza altrove. Noi consideriamo che l'esperienza all'estero, altrove, sia indispensabile per aprirsi e per aprire gli occhi, per aprirsi rispetto a quello che sono le esigenze degli altri ed imparare. E poi ci aspettiamo che chi mano a mano supera questo esame, che devo dire è un po' controverso perché il Ministero del Turismo ha fatto un lavoro non troppo, come dire, non puntando sulle tipicità territoriali, ma mettendo insieme un po' di cose che sono abbastanza confusionarie in questo momento. Però al di là della verifica, dopo il superamento dell'esame, noi ci aspettiamo che i ragazzi ci vengano a cercare, perché siamo pronti a dare loro una mano, perché abbiamo bisogno di chi con noi testimoni la bellezza, la necessità di rimanere, l'investire in un'isola che ha tutta la dignità delle più belle isole, dei posti potenzialità, più, oltre alla potenzialità, ma soprattutto la dignità, perché in realtà noi ci siamo sempre mortificati, no? E adesso arriva il momento in cui da queste ceneri rinasca invece un progetto che sia quello non solo dell'accoglienza ma anche dell'esposizione della bellezza e delle capacità. Certo, assolutamente, quindi anche quello appunto incentivare questo. Ci fermiamo solo per pochissimi minuti e poi ritorniamo di nuovo in studio. Eccoci in studio, stiamo discutendo di quelli che sono le iniziative, le persone che sono impegnate tutto l'anno, ma in particolar modo anche in estate. Pochissimi minuti alla fine, chiedo quindi di essere brevi ai nostri ospiti. Valerio Bonanno, l'unità di strada, questa iniziativa sempre volontari, qual è la scelta che sta dietro appunto a magari passare alcune serate o insomma a tempo libero per aiutare gli altri? Beh, la nostra non è soltanto un volontariato, una questione di volontariato, ma siamo comunque sia
una cooperativa che gestisce il camper solidale, che è un progetto finanziato con i fondi PON Metro del Comune di Catania. A prescindere da questo, comunque c'è bisogno di una sensibilità molto spiccata che cerca per arrivare a queste persone e per cercare di aiutarle. Quindi c'è anche un discorso di empatia molto sviluppato per chi si prodiga nelle serate anche più calde o nelle notti d'inverno, nelle serate lunghe di estate, per cercare di aiutare queste persone. Certo, non c'è soltanto appunto, ovviamente lei giustamente diceva la cooperativa, ma c'è anche una scelta, ecco, in questo senso dicevo, sì, forse il volontariato non è il termine giusto, però c'è una scelta proprio di fondo. Maria Letizia Altavilla, chiedo anche a lei, l'esperienza, lei da tanti anni fa la volontaria, il vostro appunto è diciamo, uno spendersi gratuitamente. Ecco, cosa direbbe a un giovane magari che ha finito, che d'estate magari potrebbe anche impiegare qualche ora del suo tempo in queste attività? Ma mi ha proprio anticipato, perché proprio il mio voleva essere un invito alle nuove generazioni. Vi aspettiamo, perché fare volontariato vi permette di fare esperienza, di acquisire delle competenze e di avere un ritorno emotivo che vi assicuro nessuno vi potrà dare, perché un sorriso di un anziano, di una persona bisognosa, di un bambino vi restituisce davvero tanto in termini emotivi. Per cui vi aspettiamo, siamo tantissimi in provincia, in ogni comune quasi c'è una misericordia che vi aspetta e che potrebbe aiutarvi a, come dire, fare una bella esperienza che magari come me, che è iniziato a 17 anni e ancora oggi dopo 29 anni sono qui a fare volontariato ed a emozionarmi davanti a quello che è un semplice servizio di supporto alla cittadinanza, a un bisognoso, a un bambino, ad un anziano. Bene, bene, grazie, viva il volontariato potremmo dire, qualsiasi poi sia la forma e i canali che si intraprendono. Grazie a Giusy Belfiore, Grazie a voi. Grazie a Valerio Bonanno e anche grazie a Maria Letizia Altavilla e grazie anche a chi ci ha seguito, alla prossima.